Ciao, su Maiel, macchine 50 senza patente, acchiappate, popolo popolare, non scherzate. Ok, allora signori telespettatori, in questo preciso momento, come vi fa vedere la signora telecamera, ci troviamo in una delle mie sedi dove ci sono tutti questi prodotti, biciclette elettriche esclusive, monopattini, quad, mini quad, macchine elettriche, macchine con la patente, macchine senza la patente, assistenza, ricambi, bazooka, bomba a mano, acchiappate, c'è tutto qua, ok? E pertanto voi basta che fate www.automaiello.com, lì ci sono tutti i miei recapiti, le sete, perché c'è un'altra sede ancora dove stanno i miei figli. Pertanto, aspettate un po', vedo una signora lì, signor ragioniere, chi è quella signora? Ma falla entrare, ma vieni qua, tu lo sai, ma io ci piace scherzare, va. Signor Maiello, sì, buongiorno signor Maiello, senti, io dovrei comprare un quad a mio figlio. Mamma mia, che bella signora. Vorrei sapere il costo. Signor, ma posso fare una domanda? Io ho sentito sempre... Voi siete a benzinaia? Sì, sono la benzinaia. Ma non che emozione, signori telespettatori, appartengono 188 ogni mercoledì, quando noi parliamo sempre della benzinaia, adesso ce l'ho qua. Qual è il problema? Devo comprare un quad a mio figlio. Sì. Voglio sapere il costo e se il quad poi si rompe, come devo fare? Da chi devo andare? Da voi? Signor Antonello, qua i problemi non ci sono, vabbè. Dipende da lei che cosa vuole comprare, se è questa qua il per quad esempio. piccolo, mio figlio ha No, perché 7 questo è anni. 125, allora questi quad praticamente, vi spiego subito, ci sta assistenza di cambi senza nessun problema, qua c'è Maiello, c'ha 2 sede, officina, operai mio figlio, altamente qualificato, fa questo da bambino, pertanto il problema lei non ce l'ha, è possibile pagare da 50 euro al mese. Non mi emozionato perché da uguale, no? E praticamente che succede? Succede questo, che lei il problema non ce li ha, va bene? Devo comprare il piccolo, il grande, e l'emozione, il prezzo non glielo posso dire perché io devo fare un trattamento particolare, praticamente, pure se io faccio dei prezzi da capogiro, ok? Signor Antonello, io vi devo fare un regalo perché prima qua c'erano degli studi, Gabriele Torono, quello che ha scritto la canzone su di lei, va bene? A benzinaio, lo preghiamo un po', io ne approfitto perché lui è un amico. Signor Gabriele, ciao, scusami, non mi dire niente, venga. Voi sapete cosa faccio? Vendo macchine in quantità. La parola con me è più bella ormai, L'elettricità! Che emozione! Vuoi trovare da me bici, macchine elettriche senza inquinare, 4 posti, anche i 2, i cantonella non girano, ma va che fa? Che emozione! Andiamo una benzinaia, a più fresca la città, che emozione! Io fresca nella morte, che la facciamo frescando ma rispondo già, ma non dico, te ne pure l'elettricità. Che emozione! Signora benzinaia, per lei è stata una grande emozione, questo solo da Maiello succedono queste cose. È vero. Io voglio ringraziare il signor Gabriele Torone, che lo possono vedere tranquillamente ogni mercoledì in televisione a 188, andiamo in onda alle 20:30 e finiamo alle 22:30. Pertanto gli regaliamo sempre un CD, va bene? Ce la pensiamo, comunque chiudiamo questa partita, lei quando vuole, io sto a completa disposizione. Grazie signor Basta fare Grazie. www.automaiello.com. Non scherzate, ciao!